Grazie Lorenzo, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie per questo invito a partecipare a questa attività. Io sono Giulio Mattiazzi, sono vicepresidente di Sherp SRL, che è uno spin-off dell'Università degli Studi di Padova. Uno spin-off significa sostanzialmente un'impresa vera e propria che viene incubata, che nasce all'interno dell'università. Nel nostro caso siamo all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Veniamo da un percorso di ricerca e intervento in ambito delle politiche integrate per lo sviluppo locale, quindi studi regionali, sviluppo del territorio. Noi ci occupiamo sostanzialmente di portare a terra, come si usa molto dire adesso, quelle che sono un po' le attività di ricerca, di studio che vengono realizzate all'università, trasformarle in azioni concrete che la pubblica amministrazione, le imprese, il terzo settore poi devono realizzare per raggiungere gli obiettivi sostanzialmente dell'Agenda 2030. Ed ecco che siamo perfettamente inquadrati, diciamo, in questo ambito nel parlare proprio di transizione giusta. Ma entriamo subito, diciamo, nel cuore, se vogliamo, di questo strumento e capiamolo dagli aspetti molto molto concreti legati alle risorse. Quindi questo meccanismo per una transizione giusta, che sostanzialmente è in qualche modo una forma di uscire dall'impasse di quello che alcuni attivisti diciamo della lotta contro i cambiamenti climatici hanno definito molto recentemente il bla 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 delle istituzioni, appunto per realizzare sostanzialmente degli interventi che affrontino gli impatti socio-economici di quella che sarà e dovrà essere, ed è già in atto, la transizione verso il 2050, cioè verso il momento in cui dovremo sostanzialmente azzerare le emissioni di CO2 nelle attività, nei nostri territori. Quindi si tratta di 19,2 miliardi di euro a prezzi correnti, che si prevede poi potranno mobilitare circa 25 miliardi di euro di investimenti. Ci sarà sostanzialmente ci saranno degli strumenti che opereranno nell'ambito dei programmi, in particolare InvestEU, nei diversi ambiti di intervento, che fungerà sostanzialmente da punto di accesso per le richieste di consulenza, quindi ci sarà, diciamo, una possibilità di accedere a informazioni centralizzate a livello europeo per orientare i beneficiari all'accesso ai finanziamenti. E naturalmente ne beneficerà anche il settore pubblico, che avrà la possibilità di accedere a questi fondi per poi girarli naturalmente verso chi? Allora, vediamo i due soggetti fondamentali. Innanzitutto le persone, i cittadini. Infatti questo sostegno sarà disponibile per tutti gli Stati membri e si concentrerà sulle regioni a più alta intensità. Ecco, dove verrà erogato? Verso quali regioni? Parliamo di regioni e non di stati, perché naturalmente sapete che la politica di coesione europea è basata sui piani regionali, e quindi, cioè sul livello amministrativo regionale, e quindi si andrà a concentrare sulle regioni a più alta intensità di emissioni di CO2 e su quelle con il più elevato numero di occupati, cioè di lavoratori e lavoratrici nel settore dei combustibili fossili. Gli Stati membri potranno accedere a questo fondo una volta redatto un piano territoriale per una transizione giusta per il periodo fino al 2030, e nel quale verranno individuati anche i territori cui destinare il maggior sostegno. Naturalmente qui sta anche un po' la chiave di lettura dell'intervento che sto facendo oggi, che questi piani dovranno non solo dire come ci sarà la transizione energetica, ma come questa transizione affronterà le sfide sociali, economiche e ambientali che comporta. Quindi i cittadini ne beneficeranno indirettamente, non saranno i cittadini a ricevere le risorse, ma i cittadini ne beneficeranno nel senso che questo meccanismo per una transizione giusta
in qualche modo si spera che li possa proteggere e quindi agevolando. Attenzione, qua mi rivolgo naturalmente alle persone che in questo momento svolgono dei ruoli anche di direzione all'interno delle aziende, perché poi queste indicazioni servono un po', spero, a capire cosa bisognerà fare nei prossimi anni per cercare di essere al passo e di non restare indietro anche come aziende in questa fase di transizione energetica. Quindi i cittadini avranno opportunità di lavoro in nuovi settori, ok? Quindi transizione energetica vuol dire nuovi settori economici, produttivi, dei servizi, ma anche naturalmente di conseguenza occupazionali. Quindi ci saranno delle opportunità di riqualificazione, capiremo bene come. Ci sarà poi sul lato casa un miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi, perché verranno naturalmente verrà stimolata l'efficienza energetica delle nostre case. Ci sarà un investimento nella lotta alla povertà energetica. La povertà energetica è sostanzialmente l'impossibilità o l'incapacità di una grossa fetta della popolazione europea, si stima sia il 10%, ad accedere, diciamo, ad un uso completo delle risorse energetiche, fondamentalmente persone che non riescono a pagarsi le bollette oppure che non riescono ad avere una produzione energetica sostenibile e quindi un accesso a un'energia pulita sicura e a prezzi abbordabili. Ecco, questo può aprire magari delle discussioni che adesso non abbiamo tempo di fare, ma pensiamo a quanto costa ricaricare l'auto con le colonnine elettriche in giro per il territorio. Veniamo ai benefici che avranno le aziende e i settori che operano naturalmente in industrie o filiere con emissioni alte di CO2. Allora, intanto ribadiamo appunto che il sostegno sarà disponibile in queste zone, ma adesso ne parleremo in modo più dettagliato, che producono più CO2, che lavorano più in ambito energetico, quindi in settori energetici. Come le aziende beneficeranno di questa transizione giusta? Allora, ci saranno sostegni verso, diciamo, la transizione verso tecnologie a basse emissioni di CO2 e la diversificazione economica, naturalmente basati su cosa? Sugli investimenti che le aziende programmeranno di andare a realizzare e sulla quantità e la qualità, naturalmente, dei posti di lavoro che verranno creati e che qui vengono definiti posti di lavoro resilienti ai cambiamenti climatici. Resilienti ai cambiamenti climatici vuol dire posti di lavoro che sono già organizzati, sono già pensati in questa prospettiva di trasformazione che stiamo vivendo. Naturalmente verranno create condizioni favorevoli per gli investimenti in partenariato pubblico e privato. Ci sarà un accesso più facile ai prestiti e al sostegno finanziario verso questo tipo di investimento. Saranno incentivate le nuove aziende, soprattutto le piccole naturalmente, e le medie e le start-up d'impresa, e ci sarà un sostanziale investimento anche in attività di ricerca e innovazione, quindi attenzione, collaborazione con i centri di ricerca, con le università, con gli enti strumentali come Veneto Lavoro. Allora, quali sono questi territori più colpiti? Intanto facciamo un attimo di sintesi. Siamo nell'ambito Green Deal europeo, meccanismo per una transizione giusta, nessuna persona o regione sarà lasciata indietro nella transizione verso un'economia climaticamente neutrale. Quindi il Just Transition Fund è di questo che stiamo parlando, che sarà operativo in questa fase della programmazione 21-27 e si parla di 19,2 miliardi. Allora, se guardiamo questa immagine dal satellite, i territori che producono più CO2 in Europa sono sicuramente quelli a maggiore intensità, diciamo, abitativa e popolazionale. Li vediamo in questa immagine notturna, però poi dobbiamo cercare anche di capire meglio, dobbiamo cercare di tradurre. Quali sono allora, diciamo, le emissioni di gas, quali sono i settori che producono più gas serra, no? nel nostro continente? Allora, sicuramente la stragrande maggioranza sono proprio i settori che producono energia, perché abbiamo ancora un sistema di produzione energetico basato sui combustibili fossili e quindi
ben il 77% di questi settori. Se ci sono delle aziende in questo webinar che operano in questo settore, attenzione, perché sarete immediatamente impattate, diciamo, da questo intervento. Poi naturalmente le aziende manufatturiere di produzione industriale che utilizzano prodotti naturalmente per le lavorazioni, 10,5% delle emissioni di gas serra dei settori dell'agricoltura e una piccola parte dei settori trattamento rifiuti. I paesi, quali sono i paesi che producono più gas serra in Unione Europea? Beh, vedete che la Germania è il paese che ne produce assolutamente di più, quasi il doppio del Regno Unito. Naturalmente sono dati 2019, quando il Regno Unito ancora faceva parte dell'Unione Europea, ma poi vediamo che subito a ruota al terzo posto troviamo Francia, al quarto posto Italia e poi di seguito Polonia, Spagna. Poi c'è un crollo, diciamo, verso gli altri paesi, quindi c'è da aspettarsi che questi 5-6 paesi possano ricevere, diciamo, più attenzione da questo fondo. Poi c'è un altro elemento che va considerato però, perché all'interno di questi paesi noi abbiamo delle regioni che sono molto molto competitive, molto molto efficaci, quindi c'è da aspettarsi che l'Unione Europea non dimentichi il fatto che esiste comunque un'Europa, tra virgolette, a due velocità. Qui vedete i dati dell'indice europeo di competitività regionale, è l'ultimo report, questo del 2019, quello del 2021 è in fase di pubblicazione, e vedete sostanzialmente l'Europa verde e l'Europa viola, no? Cioè l'Europa del sud e l'Europa dell'est è quella frazione della nostra comunità che ha maggiori problemi di competitività e quindi di capacità di attrarre delle risorse. Ci aspettiamo che ci sia un'attenzione verso questi paesi. Quindi per le aziende, soprattutto in prospettiva di internazionalizzazione, è importante sapere che in questi territori viola sicuramente si concentreranno molte risorse. Come si andrà a operare? Allora, qui queste informazioni sono informazioni che sono state pubblicate in questo manuale per i centri decisionali nazionali e regionali prodotto dalla Commissione europea per promuovere le transizioni verso la sostenibilità nel quadro del Green Deal europeo tramite la politica di coesione. Allora qualcuno di voi che lavora nel settore privato dirà, beh, ma a noi cosa interessa questa cosa se è un manuale per i centri decisionali nazionali e regionali? Beh, naturalmente si diceva prima che tutti i finanziamenti europei sempre di più si muovono nella prospettiva di una collaborazione tra pubblico e privato e quindi come sta promuovendo la Regione Veneto in questo periodo in cui si stanno riaggiornando le direttrici di sviluppo strategico regionale, mi riferisco alla RIS3, è evidente che anche le aziende verranno consultate o comunque verranno coinvolte in questa transizione. Però è interessante questo grafico perché deve creare anche un po' di allarme tra gli operatori economici, perché qua si mostra come funziona la curva X delle transizioni. Ovvero voi vedete in blu una linea, una freccia che rappresenta il sistema insostenibile e in arancione una freccia che rappresenta il sistema sostenibile. Vedete che dobbiamo fare un'inversione di tendenza, questa è la prospettiva, e quindi il sistema insostenibile e quello sostenibile passeranno per un periodo di sperimentazione e innovazione. Tutto sommato questo intervento che è stato realizzato nel programma Interreg in effetti lo è a tutti gli effetti, però attenzione perché se si cerca di favorire la diffusione del sistema sostenibile, lo vedete in basso, nella parte bassa del grafico, attenzione perché si destabilizzeranno i soggetti storici, quindi sostanzialmente chi opera in modo insostenibile a livello economico, istituzionale, ma parliamo di impresa e quindi parliamo di imprese che verranno fortemente disincentivate nel momento in cui continueranno a produrre in modo insostenibile. Quindi attenzione, aspettatevi degli interventi forti che andranno sostanzialmente a fare in modo, anche forzatamente, che le aziende
producano in modo sostenibile, realizzino le proprie attività in modo sostenibile. E quindi questa però sarà una, diciamo, non ci saranno naturalmente interventi arbitrari, ma si agevolerà la riconfigurazione e la progressiva eliminazione di questi soggetti storici, attraverso naturalmente combinazioni strategiche. Adesso non voglio entrare nei dettagli di questo grafico, poi naturalmente sarà distribuita questa presentazione. Comunque è evidente che le politiche che destabilizzano i regimi esistenti e quelle che promuovono le innovazioni di nicchia saranno combinate in modo strategico, e io diciamo lo dico sempre, teniamo sempre presente questo orientamento alla ricerca, vedete sotto e in alto la creazione e la diffusione delle conoscenze, ovvero l'aspetto legato, diciamo, ai settori di ricerca e sviluppo sarà assolutamente fondamentale in questa prospettiva. Non parliamo di un futuro indefinito, di un futuro molto lontano, ma parliamo di un qualcosa che è già esistente. Infatti la Commissione ha già individuato i settori potenzialmente in declino o in trasformazione interessati dalla transizione verso la neutralità climatica, che sono sostanzialmente, vedete a sinistra in grigio, i settori già in declino, quindi che producono energia basata su combustibili fossili, e i settori in transizione, quindi sostanzialmente questi che vedete in arancione sulla destra: metalli, prodotti chimici, cemento, fertilizzanti e industria della carta, plastica, trasporto, trattamento dei rifiuti e altro. Ecco, se le vostre aziende operano in questi settori, naturalmente il campanello di allarme l'avrete già suonato da tempo, ma comunque ribadiamo che la transizione è già in atto. Allora, vediamo un po' diciamo, di esempi di transizioni verso la sostenibilità. Non ho tanto tempo per andare nei dettagli, però vedete che sostanzialmente ci si orienta sui settori di innovazione tecnologica affinché sostanzialmente si possa modificare i propri prodotti e processi, come ad esempio in ambito mobilità, alimentazione, energia. L'innovazione tecnologica poi trasversale naturalmente riguarda le tecnologie digitali, l'IoT, big data, l'intelligenza artificiale. L'innovazione nei modelli imprenditoriali, attenzione, questa potrebbe essere l'occasione, ad esempio, per realizzare delle transizioni a livello organizzativo nelle nostre aziende. Penso per esempio al ricambio generazionale, che è diciamo un tema che riguarda moltissimo anche le aziende venete, ma italiane in generale, e quindi innovare i modelli imprenditoriali, quindi pensare dei cambiamenti alle proposte di valore e all'organizzazione dei modelli, insomma, operativi di fondo, modificando la logica e dei metodi con cui sostanzialmente si va a produrre valore. Anche qui ci sono degli esempi, insomma, sono degli esempi abbastanza noti. Forse quello un po' meno noto, che comunque è molto interessante, riguarda l'innovazione digitale trasversale, che sostanzialmente riguarda investimenti in imprese di proprietà collettiva o di natura cooperativa. Abituiamoci all'idea, per esempio, che le colonnine di erogazione dell'energia elettrica per i veicoli non siano solo di proprietà di qualche grande operatore, ma per esempio possono essere anche di proprietà di una comunità. Pensiamo ai piccoli paesi in cui c'è tanta produzione di energia attraverso i pannelli fotovoltaici, e che magari nella piazzetta del paese mettono a disposizione una colonnina gestita proprio dalla comunità. Sull'innovazione politica vado avanti, mi concentro di più sull'innovazione sociale, perché è anche un po' al centro delle prossime slide, e quindi sostanzialmente si dice: bene, c'è una transizione verso la sostenibilità, c'è un cambiamento organizzativo, c'è un cambiamento anche dei contenuti, dei prodotti che vengono realizzati dalle aziende. Bene, cercate, verrete premiati, verrete finanziati, verrete sostenuti se questi interventi, oltre a produrre utilità economica, quindi oltre a produrre utili economici
per le aziende possano produrre anche utilità sociale e quindi sostanzialmente vadano a soddisfare quei nuovi fabbisogni sociali che emergono già da tantissimi anni in funzione della transizione dal vecchio modello di welfare, cioè di stato sociale, a un nuovo modello di welfare che comunemente si convenziona a chiamare come welfare territoriale, e che quindi queste azioni legate agli ambiti mobilità, alimenti, energia possano comprendere appunto forme di innovazione sociale. Mi riferisco sempre alle innovazioni trasversali, come per esempio la cosiddetta democrazia energetica, si faceva un esempio poco fa, i temi legati all'economia collaborativa, l'economia delle riparazioni, pensiamo a tutta la rete del riuso, del riciclo, della riduzione dei rifiuti, e anche il crowdsourcing, che sostanzialmente sono forme di finanziamento che sono diciamo collettive, quindi non più concentrate nei settori delle istituzioni di credito. Ok, ma perché allora questo interesse verso la coesione, verso il non lasciare indietro nessuno? Beh, i dati, diciamo, purtroppo sulla concentrazione del reddito e sulla sull'aumento delle disuguaglianze nel mondo sono noti. Proprio ieri è uscito il rapporto Oxfam chiamato il virus della disuguaglianza, che va a verificare come aumenta la disuguaglianza, come è aumentata la disuguaglianza durante i 21 mesi di pandemia. Anche nel nostro paese possiamo dire che circa il 40% diciamo, delle persone più ricche, qui rappresentato nel grafico con la fetta azzurra e arancione, più ricco del nostro paese, detiene sostanzialmente più dell'85% del patrimonio. Un interessante esperimento è stato fatto dall'Osservatorio delle disuguaglianze in Francia, che ha mostrato quindi cosa succede tra i bambini quando si mettono a giocare con questo monopoli delle disuguaglianze. Adesso non ho il tempo di farvi vedere questo interessante video, lo potete trovare in rete, ma sostanzialmente viene fatto il gioco del Monopoli con dei bambini, dove però le regole del gioco sono sostanzialmente adattate a quelle della società, con tutto il carico di discriminazioni. Ad esempio ci sono le ragazze che guadagnano meno dei ragazzi, giocatori che iniziano il gioco con una dotazione di case già posizionate sul tabellone e altri no, e altri che potranno giocare per esempio con un dado dove c'è solo il numero 1. Ecco, il risultato è che a un certo punto qualche bambino si alza e dice no, io non gioco più, io non ci sto. E allora forse è quello che succede, anzi è quello che succede anche nelle nostre società. C'è un interessantissimo libro pre-pandemia pubblicato da Luca Ricolfi, Fondazione David Hume, che parla dell'Italia come di una società signorile di massa, dove sostanzialmente gli italiani che non lavorano sono di più degli italiani che lavorano. Questi sono i 3 segmenti della società italiana. Vedete che il peso degli inoccupati è più alto di quello degli occupati. Però ci dice Ricolfi, le società avanzate, quelle più, diciamo, eguali, quelle dove la ricchezza è maggiormente distribuita, sono le società dove il tasso di occupazione totale è più alto. Infatti vedete nella parte destra dell'istogramma che l'Italia è penultima, appena prima della Grecia, e subito dopo Spagna, Belgio, ma anche Francia, nel, diciamo, tasso di occupazione nelle società avanzate. Questo processo di concentrazione, diciamo, del lavoro a parità diciamo, è diverso dal processo di concentrazione del reddito. Mi spiego velocemente. Qui vedete un grafico che parte dagli anni 50 e che mette in evidenza le due disuguaglianze. Cioè, se sostanzialmente nel nostro paese abbiamo avuto una maggiore distribuzione del reddito storicamente già dagli anni 60 fondamentalmente, la concentrazione del lavoro invece è aumentata. Cioè ci sono meno persone che lavorano tanto e tante persone che non lavorano o lavorano poco. Questo è un campanello d'allarme importantissimo che ha generato tutta una serie di trasformazioni nel nostro paese. Per esempio, il peso del tempo di lavoro nella vita
dei cittadini e delle cittadine italiane. Vedete come è crollato dal 1900 al 2016, sostanzialmente in questa nostra fase abbiamo un peso del lavoro tra il 15 e il 20%. Abbiamo molto più tempo libero, più recentemente siamo molto connessi, siamo connessi circa 6 ore al giorno, facciamo queste cose durante il periodo di connessione, però è anche vero che queste disuguaglianze, per esempio, impattano fortemente anche sull'occupazione femminile, come sapete, dove a fronte di un numero di diplomate e laureate, vedete in basso a destra, più alto tra le donne rispetto agli uomini, abbiamo diciamo, un livello di reddito molto più basso, la partecipazione di molto minoritaria nei consigli di amministrazione e naturalmente con tutte le conseguenze del caso. Vado velocemente verso diciamo, delle soluzioni in modo da andare a concludere questo mio intervento. Cosa si può fare? Beh, le aziende assolutamente possono puntare a tutto ciò che è il mondo del welfare aziendale. Qui vedete un report che si chiama Welfare Index PMI, che è un report prodotto da Generali con circa 6.000 aziende che vengono ascoltate tutti gli anni, e queste sono le aree del welfare aziendale di assoluto, diciamo, in assoluta crescita, in assoluto interesse, che vedono le aziende impegnate, le piccole aziende, qua parliamo di PMI, non parliamo di grandi aziende, in questi versanti, in queste dimensioni che possono andare nella direzione anche di questa transizione giusta che non lasci indietro nessuno. Per i lavoratori under 35 il welfare aziendale è assolutamente ben visto, è un qualcosa che fa parte già del loro DNA, diciamo, come lavoratori, quindi è assolutamente utile da utilizzare. Di welfare poi, di forme di welfare ce ne sono tantissime. Quello che viene definito appunto il secondo welfare riguarda un po' tutte queste caratteristiche, queste diverse declinazioni del secondo welfare, che naturalmente hanno strumenti tra i più diversi tra di loro. A questo punto, diciamo, anche la Regione Veneto, come dicevo prima, punta a queste forme di trasformazione anche delle competenze, di valorizzazione dei talenti, di cambiamento organizzativo nella prospettiva del lavoro agile, quindi dello smart working, che è un altro lato, diciamo, interessante che riguarda poi il trasferimento delle competenze digitali, il passaggio generazionale. Infine, sul come procedere, ecco, anche queste sono informazioni che vengono date dall'Unione Europea a poi decisori pubblici, che però noi che non siamo decisori pubblici, ma poi siamo operatori del mercato privato, alla fine dobbiamo conoscere. Quindi da questo punto di vista io sottolineo il fatto che state attenti ai partenariati con le istituzioni. Molto spesso l'attore pubblico non viene visto molto bene nel mondo delle imprese, perché viene considerato, diciamo, un po' un freno alle attività di impresa, però nella prospettiva in cui il ruolo dell'Unione Europea diventa più forte, con questi fondi riesce a sostenere anche la transizione energetica, allora facciamo riferimento ai partenariati con le istituzioni, usiamo dei sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali e diciamo all'interno dei programmi, dei progetti che andiamo a realizzare, e sostanzialmente cerchiamo di dare una visione appunto di sostenibilità all'interno dei nostri percorsi in modo molto chiaro, utilizzando un sistema di governance appunto che vada a considerare l'attore pubblico, che vada a considerare la comunità all'interno del sistema produttivo delle aziende, e naturalmente considerare che la transizione vada a vantaggio di tutti, quindi cercare di considerare il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori in questa prospettiva, cercando di trasformare soprattutto la qualità dei posti di lavoro, delle attività che vengono create. Altro elemento importante, è l'ultimo che voglio sottolinearvi, la necessità di adottare degli approcci territoriali specifici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che
la prospettiva di transizione energetica, di transizione verso il 2030, quindi la riduzione delle emissioni di carbonio, non deve o comunque verrà valutata più positivamente se i progetti, i programmi di sviluppo riguardino non solo l'azienda in sé, ma tutto il territorio. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a vostra disposizione e vi auguro naturalmente buon lavoro e buona produzione di soluzioni innovative.